di 2 ore, Valerio. Tu mi devi aiutare. Comandi, signorina. Associato. Eccomi, eccellenza. A cui c'è bisogno, il cuoco o il cocchiere? Sta tutti i nomi, non bisogna. Voglio che si prepari una bella cena. La voglio fare bella figura. Allora il fuoco. Ecco. Che sa farsi ogni giorno un uovo, cocchiere, ma Guardi come consumare. corre. Consumare. Sta tornando. Non la sopporto più. Eccomi, eccellenza. Coscienza fare. Dunque, voglio che mi facete fare una bella figura. Ma se vostra eccellenza mi dà abbastanza denaro... Denaro, denaro, sempre denaro. In sta casa non si fa altro che domandare denaro. Questo è il suo cavallo di battaglia, denaro. Non si è mai sentito una parola più impertinente. Grande abilità fare una bella figura con tanto denaro. La vera abilità consiste nel farla ottima senza spendere nulla. Chi sei la valentizza? E allora, quando è così, insegnatemelo voi sto segreto, perché io, egregio signor intendente, non lo so. Lo sai, non fare lo scemo, cosa sai? Ma sanno accattare queste cose di mangiare o ne non gratis? Ma che cosa sa accattare, Che cosa sa accattare che abbiamo tutte cose in cipolle, petrosino, lattuga, puma, che cosa sa accattare? Ci ha domandato all'intendente che se ne intende e ci fa fare buone figure spendendo poco denaro, ecco. A me a rispondere, a me. Va bene, quanto siete a tavola? 8 o 10. Ma tu prepara per sé, Tanto quando ce n'è per sé, ce n'è per 10. Questo si intende. Dunque ci vogliono pasta, minestre, pesce, un tramè, ristretto di gambere, bouillon di pernici, animelle di vitello, fricassè di pollo, budine in Questa! cassate, Che disgraziato con tutto suo mangiare c'è da sfamare un'intera città. caffè. Caffè, te voglio, no caffè. Ma li volete far crepare di indigestione questi signori? Il padrone li ha forse invitati per assassinarli? Mi vuole fare scattare. Leggete un po' i precetti di igiene. Domandate ai medici quanto male fa il mangiar troppo. Tanta parola. Chissà, questo che bella sentenza. Imparate, Mastro Giacomo, voi e i vostri pari. Il miglior modo di trattare gli invitati sta nella frugalità e che bisogna, dice il motto antico, mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Bravo, sante parole. Ma com'è? Per campare assai non bisogna mangiare proprio. Non mangiare niente e cambiare. Ma come dicesti, tu non devo questo su molti anni. Bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare, ecco. Persuade, ignorante, te persuade. Eccellenza no. Oh, Valerio, lo voglio scritto, Lo voglio scritto su molto antico perché lo voglio fare scampare nella cucina, a lettere d'oro. D'oro, eccellenza. D'oro, con cravoniere, d'oro. Va bene, eccellenza. In quanto alla cena non preoccupatevi, ci penso io, so quel che bisogna fare. Bravo Valerio, di te sì che mi piace. Tanto Bravo. meglio. A così c'hai meno pensiero, Bravo. Senti Valerio, io adesso ho pensato, ci vuole roba di sostanza, cose che si aziano subito. Io che prima ci dassi un bello piatto di patate. Poi acqua, a bere acqua. Poi ci preparassi un poco di mondoro bello grasso con abbondante polenta. Poi lattuche e puma e lattuche. La lasciate fare a me, eccellenza. Acqua a volontà. Lasciate fare a me, lasciate fare a me. Ora, Mastro Giacomo, Pietro Valente, c'è di puliziare la carrozza. Un momento, eccellenza. Ora qui ci vuole il cocchiere. Spicciati. Comando, eccellenza. Ma che sei
sordo, sa poliziare la carrozza e sa rassegnare i cavalli. Quando cosa stai a te? I cavalli, eccellenza. Sì, signore. Ma povere bestie, che possono camminare. E poi non è che sono i cavalli. Non ne so, non nella testa. Andava a strada. Stai stadio. Ma si stanno squagliando, sono ridotte per le ossa, eccellenza. Non nego che sono sopra la paglia, perché paglia non hanno avuto manco un ferro. Niente. Ma se l'ultima c'ha caccato 3 anni fa. 3 anni fa. Sono gettate in terra, povere bestie, che fanno mancare pena. Fanno mancare pena gettate in terra. Belle, perché? Perché? Per la gran forza di Dione che ci fa fare vostra eccellenza. Dione. Ma se non fanno niente, bene, cavalli. E perché non fanno niente, non hanno a mangiare? Porramicchio, povera bestia, che travagliassero assai e mangiassero assai, ecco. Ma perché che mangiano poco, mangiano? Oh, poca eccellenza, niente. Se non fosse per me che ogni tanto mi levo pane dalla bocca, perché considero e io pena dello prossimo. Ma che cosa ci può fare? Che cosa ci può fare, eccellenza, una fetta di pane ogni tanto? Che cosa ci può fare? Alla fine pare che a fare un viaggio per la Mecca. E quando arrivano alla fede e tornano non muoiono. Non, signore, io ho coraggio di portare cellè, non ce l'hai. E poi mi facesse uno scrupolo darci un corpo di frusta. E poi com'è che possono trarre a carrozza se non danno manco ambo gli starati, eccellenza? Può? Che esagerazione! E va bene, la porterò io. Bravo Valerio, bravo. Ah, se non ci fosse tutto Niente. fosse consumato. Niente. A questo modo muore una mano strana e io mi metto un rimorso. Mastro Giacomo fa il filosofo. Oh, eccellenza! Ora sta specie di segna che avete due perché non facciano smuovere niente, eh? E che modo è che? Di tutte cose che si inciccaendo, tutte cose che sapendo, tutte cose che può toccare, o pane, i legna, i canneli, o carbonietto, o sale, i pepi spezie, a carrozza magari i cavalli, ora eccellenza, eh? Va bene, va bene. E allora perché intendente? Perché intendente? Intendente per la larga mano che ci dona vostra eccellenza, intendente. Voi vi credete che vi guarda l'interesse, vero? Non c'è niente, eccellenza. Non c'è niente, io do questa scusa. Vi invito a tutti i parenti al sacco. A tutta, voi, a vostra casa e a vostra famiglia, eccellenza. Ma guarda che razza di villanzone, eh? Villanzone? O Branzone? O Statia? Io che lo che è te? Senza mi credete che con tutti questi leppi che vi fa è perché vi vuole bene, vero? Non c'è niente, eccellenza, niente. Io che sono nato e cresciuto in questa casa, vi dico che lo vero bene, dopo delle mie cavalli ve lo voglio io solo. E che potrà bene. Eccellenza, che potrà bene quando sento parlare perché le vostre spalle tutto quello che si dice. Di mia, da rime sparge. E che cosa si dice? Niente. No, lo voglio sapere. Ne niente, eccellenza, niente. E tu me la dire invece. Parra. Eccellenza, non ne niente, perché poi mi pigliate collere. Parra, non ti scandare come ne piglio collere. Eccellenza, cose tente si leggono, dalle vostre spade. Parra che ti sta spezzando il suo verso non dai spade. Eccellenza, è stato voi che mi state comandando, no? Lisse Parra, fatene Io cirurgiato. per me non ne avessi parlato. Fatene cirurgiato. Bene, eccellenza. Eccellenza, di voi si parla come di un armale salvaggio. E sarete come a tanti segni. Uno dice che facete stampare i calendari speciali, quei vigili raddoppiati, in modo da costringere tutte le persone che sono a casa vostra di farle digiunare il doppio. N'altro che non mangiate per non cunzare a tavola. Uno conta che una volta faceste citare in tribunale o atto da vostro vicino perché povera bestia vi ha rubato tanto di carne di montone, arrestato da mezzogiorno, eccellenza. N'altro dice che una volta vi capitava mentre che si stava rubando la vena ai vostri cavalli e che sto il cocchiere dietro primo di me. E siccome faceva scoro io non mi conoscevo, ma venne da che tante mi arruggiate, eccellenza, che vi lasciavo con la scuma a bocca e per 2 anni. E per 2 anni, eccellenza, non mi poteste pososere da lietto. Non sogna, non sogna. Ma frattanto non parraste po'. E 2 anni curcato ci staste per davvero, eccellenza. Aveva un morbillo. Insomma, eccellenza, non si può fare un passo senza sentire parlare della vostra tintoria. Siete la favola e lo spasso di tutta la città. E quando si parla di voi,
Quando si parla di voi, eccellenza, la meglio parola che avete, non sapete qual è? Amarazzo strozzino! Tinto! Lagio! Usuraio! Bestia! Lagio! Eccellenza, cacciare, che stai sotto tutte male, famiglia, che ci ne trovi, te? Eccellenza, ci volessi che poi ti picchiavo collera, eccellenza. Via! Orfani! Sono cosa tinta! Buona a noi! Buona a noi! Imparate, Mastro Giacomo, questa è la ricompensa per la vostra franchezza. Poi ci arredete, vero? Poi ci arredete, vero? Speriamo a Dio che mi avesse accavondare a voi, ve l'avesse accavondare. Se legnate che mi ha dato a me. Oh, su, signor Mastro Giacomo, non ve la prendete, vi prego, su. Dalla casa scanda. Ma come farà voce rossa con questo? Se si scanda a petta vero, gliela voglio dare io una bella spazzolata. Badate, signor Valerio, che se mi fate saltare la mosca al naso, mi fate ridere di un'altra maniera, Signor Mastro Giacomo, si le fa. Non c'è signore, non c'è Mastro Giacomo che tiene. O volete vedere che vi invece per davvero volete vedere, Veramente? Veramente? Sull'onore mio che mi impiccico, Quale onore se siete un villano? Pare che voi dimentichiate chi io sia, Ma che cazzo siete? Un re, un papa, che cosa siete voi? Che cosa siete? Sono un tuo padrone, penso di sguattero. Giù la voce e giù le mani. Questo per ora e poi per il resto. Pastoreato. Tempoleato. Perché dica la verità. Ma non la decocchiono. Ora sto signor intendente ce l'hai a fare cara, Ora aspetto un doierde. Questo va a passare. Come basta se gioca con cuore di legno, non l'hai lasciare tant'è! E poi ci faccio un busso e otto con niente! Mi devo vendicare! Devocato un doierde! Non sei signore, doierde! Madre mia! Tutte cose salve! Avete